La cronaca di oggi racconta purtroppo e frequentemente storie di violenze nei confronti dell'universo femminile. In questa puntata parleremo di una disciplina adatta all'autodifesa delle donne. Scopriremo insieme di cosa si tratta successivamente alla sigla. A tutti voi benvenuti a questa nuova puntata di Focus, di approfondimento con me in studio e in vostra compagnia Luca Bertoncello, coordinatore nazionale Wing Chun Academy International, benvenuto. Grazie. Inoltre con noi Cristian Baggio, coordinatore per la Regione Veneto della medesima Accademia. Grazie. Benvenuto. Sifu Luca Bertoncello, qual è il significato della parola cinese Sifu? Il significato della parola Sifu ha più realtà. Visto diciamo come a livello tradizionale significa padre o insegnante, quindi può avere la definizione appunto nella parte marziale la definizione di quasi un padre vero e proprio. Perché? Perché comunque rappresenta una persona che ha studiato tanto, che ha lavorato sodo per sviluppare quello che è il Kung Fu, quello che è la maestria o comunque insomma una buona lavoro su se stesso e sulla parte pratica, quindi è un lavoro differenziato sia a livello fisico, a livello tecnico che a livello però anche mentale, e quindi può fare da riferimento per i propri allievi. Quindi è un significato molto molto profondo e anche un significato tecnico. Nel nostro caso, certo. Ad esempio, abbiamo vari livelli di insegnanti nella nostra accademia e il termine Sifu rappresenta appunto insegnante, non da confondere con maestro. Ecco, è differente. Differente, sì, perché appunto Sifu rappresenta un insegnante. Prima si è trainer o allenatori, fondamentalmente tradotto in italiano, Sifu è insegnante, poi c'è master che rappresenta il maestro, rappresenta il punto in cui si è arrivato alla maestria, come si dice, insomma. Lei, Luca, coordinatore nazionale dell'Accademia Internazionale Wing Chun, che cos'è il Wing Chun? Sì, il Wing Chun è una disciplina che nasce all'incirca 400 anni fa, si racconta. La leggenda narra che nasca da una monaca, quindi una monaca guerriera chiamata Mui, e questa monaca si è allenata all'interno del tempio di Shaolin, in Cina. A un certo punto si racconta che questo tempio sia stato distrutto, sia stato dato al fuoco, dato alle fiamme dall'esercito Qing, che a quel tempo aveva preso potere sulla Cina e a cui i monasteri non stavano molto simpatici. E quindi perché ritenevano che fossero anche dei luoghi di cospirazione contro il governo. E quindi un po' alla volta ha rasato al suolo tutti i monasteri, tra cui questo. Si racconta che in 5, dopo ci sono varie interpretazioni della leggenda, comunque teniamo quella principale, riuscirono a scappare. E uno di questi fu appunto questa monaca Mui, che successivamente, attraverso varie altre esperienze, sviluppò questo sistema. Questo sistema che, a differenza di quello originario, è stato molto ridotto all'essenza come movimenti. Infatti per questo che è molto adatto anche alle donne, oltre che agli uomini chiaramente. Perché? Perché non fa uso di estremi movimenti di forza, quindi estremo uso di forza, ma più di concetti. Quindi concetti, come ad esempio il concetto della frusta, della molla, sono tutti concetti fisici che si possono applicare utilizzando però una muscolatura più veloce, quindi quello che noi definiamo il muscolo rosa o muscolo bianco all'interno del muscolo, quello più esplosivo, quello più rapido, quello più appunto frustato. Ed è per questo che appunto è adatto a tutti. Anche alle persone anziane? Beh, abbiamo anche degli allievi di una certa età, 60, senza rischiare di farsi anni. male, insomma. No, allora lì si può arrivare, ognuno arriva fino ai suoi limiti, diciamo, essendo non una disciplina competitiva, quindi non ci sono incontri, tornei e cose così. L'unica competizione che hai è con te stesso. Quindi arrivare al tuo limite, magari se riesci anche a superarlo, però sempre stando attento a non farti male, questa è la cosa importante. Chiaro che un anziano non riuscirà a fare 50 flessioni, a volte neanche un giovane riesce a farlo, però questo è un altro discorso.
A volte gli anziani fanno anche di più dei giovani, però fondamentalmente arriva al suo limite, quindi è adatta un po' a tutti perché appunto è una disciplina a 360 gradi, quindi oltre alla difesa personale vista come difesa esterna, quindi contro aggressioni esterne, è una buonissima disciplina anche per la propria difesa personale interna, quindi allo stare bene, perché valutiamo sempre la difesa personale come esterno. Invece, se praticata correttamente, ti fa stare bene sia internamente a livello fisico e soprattutto a livello mentale, cosa che al giorno d'oggi è molto... È fondamentale, di fondamentale importanza. È fondamentale importanza, esatto. E mi domando, cosa significa avvicinarsi a questa disciplina? Benissimo, allora avvicinarsi al Wing Tsun significa semplicemente trovare anche una filosofia marziale, anche una sorta anche di equilibrio fisico e mentale. Perché? Perché attraverso appunto la pratica di questa disciplina si riesce a raggiungere un buon livello di self-control. Viviamo in una società ovviamente dove solitamente siamo sollecitati da situazioni, ad esempio traffico o quant'altro, dove comunque si tende anche a perdere anche la pazienza, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, o anche in tematiche di aggressioni, quindi dove lì invece il contesto è diverso, dove si arriva anche ad avere un blocco mentale. Ecco, il Wing Tsun cos'è che permette? Permette attraverso una sorta di continuità di pratica attraverso la guida di un istruttore o di un insegnante e raggiungere appunto una certa consapevolezza proprio cinestesica, quindi proprio corpo, e situazionale, quindi della situazione. E questa è quindi una delle fattispecie appunto che porta alla pratica del Wing Tsun. E mi corregga se sbaglio, Cristian, una disciplina che si basa su principi scientifici. Sì, innanzitutto nel Wing Tsun si parla molto di un fattore importante come la linea corporale, quindi attraverso appunto una delle posizioni più importanti, la posizione base, chiamata anche Ijikiema, si crea appunto una sorta di allineamento della propria struttura corporale, quindi un allineamento appunto della propria centralità, e dopodiché anche attraverso anche l'esecuzione di posizioni come posizione anche Choma, portando appunto le braccia in linea centrale, quindi creando appunto una sorta anche di linearità delle braccia, si crea una sorta di perimetro di protezione. E questo appunto è una delle tante qualità di questa disciplina, dopo se ne possono annoverare altre tante, ma queste sono una delle principali. E come da introduzione di puntata, la cronaca di oggi racconta purtroppo troppe prevaricazioni nei confronti dell'universo femminile. Wing Tsun, una disciplina adatta per l'autodifesa personale delle donne, e mi rivolgo a lei, Luca Bertoncello. Sì, esattamente, come detto prima è una disciplina adatta a tutti, quindi compreso anche l'universo femminile, in quanto appunto utilizza concetti molto semplici e scientifici. Un altro dei concetti molto importanti, appunto legandomi a quello che ha detto il collega, Cristian Baggio, è il fatto della corta distanza. Essendo che si sviluppa sulla corta distanza, si ha la possibilità di avere un realismo di quella che è effettivamente la situazione di aggressione. Perché? Perché se ci alleniamo su un sistema di combattimento o un'arte marziale che lavora prevalentemente sulla lunga distanza, quindi utilizziamo calci, utilizziamo tante cose, però alla fine l'aggressione avviene da meno di 1 metro. Cioè una presa al collo non è che ti avviene da 3 metri, ti arriva da sotto, quando è vicino ti prende al collo. Quindi essendo abituati in pratica al nostro campo di battaglia, tra virgolette, lavorare sulla corta distanza, anche una praticante che non ha molta esperienza riuscirà comunque a togliersi dalla situazione. Poi è chiaro che man mano che si va avanti con la pratica si riesce a fare anche di più, però inizialmente l'obiettivo è quello. E quindi uno di questi presupposti è appunto la corta distanza, che è molto importante per le donne. E poi appunto non usa forza muscolare, quindi anche una donna che viene aggredita da un aggressore potenzialmente più grosso, più importante di fisico, può venirne fuori. Okay? L'importante è che non vada, come spesso diciamo durante i corsi di difesa, in blocco mentale, in gelo mentale. Okay? Per quello è importante che non faccia. E queste simulazioni che facciamo anche all'interno di questi corsi, sia della parte Wing Tsun che della parte Viper, che poi accenneremo, riguarda appunto questa specifica di provare la situazione, cercare il modo di togliersi dalla situazione, prendersi il tempo per scappare, cioè questo è il principio base per una, diciamo, neofita. Dopo, man mano che si va avanti, si prende sempre più consapevolezza del proprio corpo e della propria mente e dello spazio in cui si ruota, e allora lì si può fare anche di più, però inizialmente la base è quella. La difesa personale di fatto è solo un concetto mentale, non esistono le tecniche assolute di difesa personale contro la difesa, è un atteggiamento mentale che si deve avere. C'è un movimento, che può essere una presa, quello che vogliamo, noi dobbiamo rispondere con un altro movimento intelligente.
Luca, ha accennato il metodo Viper, in cosa consiste? Il metodo Viper fondamentalmente consiste di utilizzare i principi della disciplina madre del Wing Tsun e applicarli in maniera diciamo abbastanza veloce. Normalmente sono delle infarinature che diamo, lo diciamo sempre alle praticanti e alle partecipanti a questi corsi, no? Sono corsi abbastanza corti, Sì. che è un'infarinatura per imparare a difendersi. Ovvio che in 4, 5, 6, neanche 8 lezioni probabilmente non sei certo di difenderti, però appunto riesci a, simulando queste situazioni, non bloccarti, che è quella la cosa importante, o non ritirarti verso di te. Ad esempio, su una presa al collo, se tu ti ritiri verso di te e ti prendi ad esempio il braccio dell'aggressore e ti blocchi, non fai altro che aiutare l'aggressore a continuare la sua azione. Invece una pronta reazione è, quando ti prendono al collo, subito andare a rompere le basi, quindi attraverso un calcio, un pestone, quant'altro, rompere le basi. L'aggressore chiaramente in quel momento perde la concezione di quello che sta succedendo, un po' di dolore lo sente, e da lì andare in linea centrale. Quindi o attraverso una manacciata o togliersi il problema sviluppando un pugno o quant'altro sul bicipite, comunque togliersi dalla distanza corta. Okay? Ci sono vari metodi, insomma adesso chiaramente non potendo far vedere è un po' difficile da spiegare dopo. Però quello è il principio del Viper, quindi riuscire a togliersi il problema, prendersi il tempo attraverso un'azione e scappare. Quelli sono i principi che si devono utilizzare, ripeto, per una neofita, di più non si può aspettarsi. Quali dunque, Luca, le strategie fondamentali di autodifesa femminile? Allora, a parte questi metodi, diciamo, anti-aggressione, ci sono delle precauzioni da prendere sicuramente, e anche questo viene spiegato all'interno di questi corsi, come ad esempio, molto banalmente, se si è in strada, ad esempio, su marciapiede, okay? Per esempio mai stare sul lato più destro o sinistro, sul lato esterno diciamo del marciapiede, perché? Perché potenzialmente potresti essere aggredita da una persona esterna. Se sei in strada chiaramente anche là cercare di non andare in zone buie di notte, da sola, insomma queste precauzioni normali. Un'altra cosa importante che spesso non ci si fa caso è tenere una postura dritta, okay, retta. Perché? Perché a livello allo sguardo dell'aggressore diciamo si è un po' più sicuri e meno potenzialmente aggredibili. Dopo è vero che può succedere lo stesso, però diciamo questo. Poi altra cosa che dico sempre anche là alle praticanti, alle partecipanti, cercate di non alzare troppo il gomito, nel senso non bevete, perché? Perché anche se tu bevi solo un bicchiere di vino, una birra e vai in giro, i tuoi riflessi sono molto minori. Certo. Anche solo con un bicchiere, non serve essere, però i riflessi diminuiscono. Quindi, dato che quando comunque sei in giro, in situazioni particolari, bisogna stare attenti a avere una sorveglianza a 360 gradi o quasi di quello che ti sta succedendo, se i riflessi sono torbidi è un grosso problema. Okay? Questo diciamo a livello precauzionale. Se capita la situazione, appunto, la cosa da non fare assolutamente, scusate, è piantarsi. Una volta che ci si pianta, una volta che ci si blocca, una volta che c'è il blocco mentale, lì è finita. Okay? Quindi avere una reazione immediata, una reazione rapida, una reazione potente. Dico sempre che bisogna essere più aggressivi degli aggressori, okay? Perché altrimenti non ne vieni fuori. Se tu stai là e non sei più aggressiva è difficile venirne fuori. Per fare questo chiaramente bisogna simulare le situazioni. Certo. Bisogna simulare. Infatti in questi corsi che teniamo appunto di Viper non è tanto quanto insegniamo, è il fatto di continuare a ripetere queste cose per fare in modo che la tua mente e il tuo corpo prendano confidenza con le situazioni. E quindi se dovesse capitarti, e speriamo sempre che non capiti, una situazione del genere, allora riesci a reagire istintivamente. Cristian Baggio, ribadiamo l'importanza della preparazione mentale. Sì, allora la preparazione mentale è una delle fattispecie importanti appunto nella disciplina Wing Tsun. Perché? Perché come mi ricollego prima al ragionamento che ha fatto il mio collega Luca Bertoncello, ovviamente una mente preparata riesce a gestire situazioni che possono capitare, ad esempio prima parlando anche delle aggressioni, siccome ovviamente normalmente possono capitare anche, ma anche no, a donne, attraverso anche una capacità di gestione di quello che può essere una situazione strana, come ad esempio un'aggressione che può arrivare alle spalle o quant'altro, se si ha una certa preparazione si riesce a gestire quello che potrebbe essere l'aggressore, sedarlo e quindi poter anche avere la possibilità di tutelare la propria persona, insomma. Oltre a questo anche avere la capacità anche di preservare e anche di prevenire quello che potrebbe essere. Ad esempio vediamo questo aggressore che si sta avvicinando troppo alla nostra persona,
cerchiamo appunto di osservare e di vedere il suo modus operandi, quindi il modo di comportarsi e quindi allontanarsi di conseguenza. Certo. Questa è anche una delle tante cose su cui attraverso la pratica della disciplina Vinson si assimila nel corso del tempo. Lei, Christian, coordinatore per la regione Veneto dell'Accademia, quanto alla nostra regione, l'Emilia-Romagna, si sta affermando questa disciplina? Sì, si sta muovendo attivamente. Noi siamo attivi in quasi tutta Italia, quindi stiamo muovendo anche nella zona appunto di Emiliana, perché comunque VTA da sempre, da 27 anni è presente in Italia, grazie a Grandmaster Paul Tanda e Sifu Miriam Pons, che sono i fondatori della scuola. E quindi non solo per la divulgazione appunto del metodo Vinson, ma anche appunto per sensibilizzare quello che è la difesa personale attraverso i corsi Viper e quindi anche dare questa sorta appunto di occasione che comunque torna di utilità per tutti. Certo. Insomma, ecco. Per cui i corsi di autodifesa, Luca, vanno visti come preparazione ad un eventuale attacco allo scopo di reagire nel modo giusto, senza farsi dominare dalla paura. Esattamente, quello è il principio fondamentale. Come appunto ho detto prima e ribadisco, l'importante è provare queste situazioni. Ad esempio, molto banalmente, una delle prime cose che faccio fare è provare la sensazione di una presa al collo. E già lì, stare 10 secondi con una mano che ti afferra al collo, provi cosa veramente si è. Dopo una cosa è farla in aria, una cosa è farla al muro e normalmente l'aggressione, ad esempio al collo, che è quella un po' più, diciamo, brutta da reagire, da subire a livello femminile, al muro è tutt'altra cosa, quindi provare a terra è tutt'altra cosa, okay? Provare tutte le varie situazioni per interiorizzarle, per sapere cosa si prova e per familiarizzare con queste, okay? Perché una qualsiasi paura che noi abbiamo, qualsiasi fobia o paura che noi abbiamo, una volta che la affrontiamo e cerchiamo di superarla, magari possiamo anche non superarla bene al massimo, magari possiamo lasciarla un po', però l'abbiamo affrontata e quindi questa paura, qualunque essa sia, dopodiché diventa un po' più familiare per noi. E quindi nella situazione in cui dovesse capitare ci è un po' più semplice reagire. È chiaro che non è la stessa cosa, nel senso che comunque durante i corsi sei in una zona protetta, sei con persone tranquille, luci, ok? Ci sono tutta una serie di situazioni comunque che per fare queste simulazioni, no? Fuori è un tantino diverso. Però almeno di provarla, perché se non l'hai mai provata è un grosso problema. Siamo quasi giunti al termine di questa interessante puntata, violenza donne e autodifesa femminile. Chiedo gentilmente agli ospiti un messaggio da rivolgere ai telespettatori, a coloro che ci stanno seguendo da casa. Luca Bertoncello. Sicuramente, allora, per quanto riguarda i corsi di difesa donna è importante che vi tuteliate, perché purtroppo succedono, continuano a succedere e non ci si ferma. Succedono sempre più spesso, sembra, in casa, tra l'altro, quindi uno ci si aspetta fuori all'esterno e quant'altro, invece succedono in casa o da mariti gelosi o da ex fidanzati o da quant'altro possa accadere. E quindi importante è avere padronanza del nostro corpo e della nostra mente per riuscire a tutelarci, insomma, in questo caso. Per invece chi vuole approfondire più un percorso anche introspettivo, ma anche di conoscenza più profonda del proprio corpo, il Vinson sicuramente è uno dei metodi più scientificamente validi e quindi anche concettualmente validi nella realtà, perché non si basa su salti, acrobazie e quant'altro, e quindi suggerisco a tutti di provare, insomma, di provare a cimentarsi almeno con questa pratica e non ve ne pentirete sicuramente. Christian Baggio. Quello che posso dire, collegandomi appunto al mio collega, Vinson è un'occasione per sentirsi vivi. Perché? Perché innanzitutto si ha la possibilità di socializzare, quindi è una cosa che ho notato e si vede prevalentemente con la tecnologia si tende più a chiudersi in se stessi. Ecco, attraverso la pratica del Vinson si socializza in che modo? Attraverso appunto il confronto, perché infatti Vinson è una disciplina del confronto e quindi si ha la possibilità di crescere e mettendosi alla prova e quindi ritengo sia una cosa importante oggi come oggi. Certo che sì, io ringrazio gli ospiti per le utili informazioni, buon lavoro. Grazie a tutti voi per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete. Alla prossima puntata. Arrivederci.